No, I'm not a writer. Cavolo, non ho fatto a tempo, colpa mia, no, colpa della GoPro. Perché colpa mia, scusa? Sempre colpa mia. Colpa della GoPro, c'era un falco bellissimo, eccolo, appena passata l'ombra, vabbè. C'era un falco bellissimo che ci volava sopra e adesso non c'è più, adesso è andato via. È andato a fare le sue cose da falco. Guarda questo, canoa, bici, yeah! Porca miseriazza, è il falco di prima! Oh, non faccio a tempo a accendere la GoPro perché ci vuole 3-4 secondi perché si accende la GoPro, non è che clicchi e parte subito, hai capito? Trovalo adesso. Questa roba, è che strano sidecar, guarda. Che folle. No, non è un sidecar, è una di quelle specie di quad. Guarda che cielo da temporale. È strana sta roba. Le previsioni davano bello. Ho appena visto un fulmine pazzesco di là, i famosi fulmini a ciel sereno, mamma mia, era spettacolare, veramente. Quello lì in fondo, quello bianco, ci passiamo al museo del piccio militare, sì, è a Pivka. Ecco sì, guarda che ci sono i carri armati fuori, guarda, carri armati di una volta, li vedi là? Arati i carri armati. Che robe, c'è un posticino qua per fermarsi, qua no, ma io vado avanti. Ecco sì, hanno piazzato carri armati un po' ovunque e questo signore si è un po' arrabbiato, ha detto io vado là e sparo col carro armato, quel bambino là. Qua c'è l'entrata, solo che io sinceramente non ho mica voglia di visitarlo, cioè io voglio andare a fare le cose un po' del wild, hai capito? Stare nella nature. Cioè prima far benzina, se no rimaniamo a piedi, e dopo andiamo a fare le cose della nature. Ciao campere! Non ha salutato, è un po' maleducato, sì. 2,71 che si è aumentata anche qua. Vabbè dai, tanto noi facciamo 20 euro. Adesso CP, adesso facciamo una cosa che ci viene bene, un cazzo di niente. Andiamo a fare un cazzo di niente lassù, dai. Basta che non ci arrivi un fulmine, sì, perché vedi che c'è un po' questo temporale, però non è, beh oddio, è un po' sopra di noi. Che famo CP? Non so, dimmi tu. No, ci sono di quei nuvoloni che non scherzano, guarda che roba, credi voi? No, fai con comodo CP, guarda che è un baradam di tecnologie che abbiamo fatto davanti, vero CP? E là avevamo preso anche la vernice con il pennello, lo scotch per verniciare sto schifo qua, vedi tutta sta roba qui. Però cosa fa la signora? Cosa ha preso Amy? Va a prendere le cose per fare le droghe, vedi? Dopo lei si fa... È strana quella signora, pianta i fiori. CP, ti dirò, sta anche iniziando a piovere. Siamo fermati qui perché ho detto ma guarda che bella passeggiata si potrebbe fare là nelle vallate. Chiudiamo la casa, spegniamo l'impianto di climatizzazione, vero CP? Così. Cosa dice? Andiamo a fare una passeggiatina? Ma sì. No, guarda dove mi sono parcheggiato, dove ci sono gli aerei leggeri, vedi? Quelli senza motore, tipo gli alianti, tipo. Oh, è forte sta roba, prima un caldo della miseria insopportabile, adesso fa freschetto, sai, stesso punto di prima. Siamo fermati un attimo qua, vero CP, digli, io e tu a fare le robe un po' CP, le robe P, e 2 volte la PP, difatti abbiamo fatto anche la PP qua perché insomma giustamente dici, guarda che magneti, guarda che bello, hai capito, ti metti un po' così, qua nel privé, nel wild, cioè, ripeto, bicicletta, che vabbè ho detto, cazzo, CP, facciamo la vacanzetta io e te, questi 3 giorni e mezzo, e insomma, povero CP, la bici non tiene lunghi percorsi adesso. Sei felice amore perché hai fatto la tua cacona? Io lo so che sei felice quando fai la cacona. Dio buono, dai, torna di qua, vai di là. Grazie di CP. Che ci sono le mucche di là, le wacche. Che CP. Oh. CP! Dai! Guarda!
E tu dici, potevamo pinzarci qua il camper. È che se inizia a piovere, dopo qua fa tutto paltano, no? Non esci più. Dopo fai un sgommattamento totale e definitivo, nel senso che resti là. Cos'è sta roba che ha trovato? Dei funghi, che strani. Secondo me sono velenosi. Guarda che strani sti funghi, però sembrano, all'inizio sembra cacca come consistenza, dopo, ma pensa a te, e qua gli hanno fatto sopra la cacca. Difatti vedi, avevo detto io che c'entrava qualcosa con la cacca, col fungo, o forse dentro contiene la cacca. CP è tutto molto bello, veramente, guarda, è infinito, stupendo. Là ci sono i cavalli dall'altra parte del fiumiciattolo, poi anche le mucche dall'altra parte del fiumiciattolo, però sì, freddo le goccerelline, è meglio tornare che non ci prendiamo l'acquazzone, cane, dai, andiamo, vamos! Ecco, infatti inizia. CP, mannaggia! Vai CP! La pioggia! Mannaggia! Porca troia! Ogni volta ste robe! Beh, adesso qui ci sarebbero le famose grotte di Postumia col castello. Però noi non ci andiamo oggi perché volevamo andare, cioè mi sto dando del voi, no? A me, cioè è una questione di rispetto, cioè verso me stesso, no? E che carina sta roba, aspetta. Sta roba qua con scritto freezer. Comunque no, dicevo, volevo andare a Lubiana, la capitale, e ci sto andando, sperando che non piova, così ci facciamo una seratina là, io e CP, e facciamo una passeggiata. Amore. Ecco, vedi, mo vediamo anche che costruiscono i ponti. Visto Emmy, butta su impalcatura e fa il ponte. Well, siamo scesi dalla montagna e stiamo entrando in quest'area verde qua. Vedi che quando c'è la roba verde a me piace. È simpatico sto paesino, che simpatico, con tutti i rottami tipici, vedi? Che hanno il tetto tipico slavo, sloveno, guarda che bello, molto bello. E poi tutte ste vallate qua, mamma mia. Io adesso volevo trovare un posto per fare una sosta, io e CP, e anche mangiare, e ridi e scherza, non ho pranzato io. Questi sono ancora più rottami, ancora più tipici, guarda che roba, il livello pro, guarda che tegole, che forti. Una specie di borghetto tipico slavo, perlomeno i tetti. Dopo le case alcune le hanno rifatte, guarda che no, che bello, proprio tanto borghetto, guarda che figo, che bello. E questo non si chiama, però Lip JE, siamo vicini, Lip JE, tipica, ciao nonna, cara, nonna slava, tipica, col can tipico e a casa tipica. In questo paesino tipico, che questo sia il Lip JA che ti dicevo, no? E qua hanno fatto una casa tipica ma di lusso, siete proprio tipici, le case tipiche sono un po' più zingane, un po' più rottamazze, un po' più slave, slavazzoni. Che poi in realtà io ho messo Lubiana come destinazione per darmi un po' una direzione, no? Un nord sud-ovest est, ma in realtà sto facendo quei viaggi o quelle gite che piacciono a me, ossia no scusa, ti ho fatto perdere, c'era il fiume, bellissimo, vabbè, porta pazienza, ossia i giretti, no? Tipo le vasche, che tu vai al cazzeggio rilassato, piano, tranquillo, ti guardi in giro, quando trovi qualcosa che ti piace, tac, ti fermi. A me così piace, mi piace veramente tanto. A parte, vabbè, insomma, oggi abbiamo fatto la piccola eccezione, le grotte. No, le grotte hai visto, meritava, abbiamo detto, le grotte abbiamo viste, però per il resto stiamo andando al cazzeggio. Queste cose un po' tipiche, queste strade forestali slave. CP? Quanto ti piace il tuo quel coso là che ti ho preso, il tappetino? Si sta belli freschi, vero Tata? È un bel tappetino di quelli seri, sì, digli, sì, non si scherza, è un bel tappetino. E qui il nostro ristorantino, sì, e noi ma non abitiamo qua, però certo che ci mangiamo. Angamasha! Quindi sarebbe più corretto dire dove mangio oggi? Dopo faccio così, check, bam, H. Però
Vedi, sarebbe più per il dove abito oggi, sì. Chi è che mi fa beh? Le cavarette! Cavare! Oh! Non rispondono. Aspetta che è la macchina. Aspetta. Wow. C'è anche il picciolo da picnic, ma figurati, il mio super camper. Cosa vado a picnicare nel coso là? Te volevo vedere. Ah, guarda che gli ha messo la cosa fin qua, perché sennò vedi il filo elettrificato, sennò le cavare si arrampicano e arrivano fin qua, no? Sempre strana la Slovenia, paese abbastanza strano un po' come tutto, come sapori, come odori, come paesaggi, come case, come persone, come sto albergo qua a sinistra, che roba strana con tutti gli spenazzi. Però vedi, dobbiamo ancora trovare o un rubinetto o una fontanella, ancora niente, tanti idranti, ma con l'attacco da idrante. Ecco, vedi, tra i nostri adattatori segna, scrivi giù adattatore da idrante.